Benvenuti a questo straordinario viaggio nella vita di Papa Giovanni Paolo II. Attraverso una raccolta di immagini iconiche vi condurremo attraverso i momenti salienti del suo cammino, dalla sua infanzia ai giorni finali della sua vita. Queste immagini ci mostrano la tenerezza di un giovane Karol Wojtyła, cresciuto in una Polonia segnata dalla guerra ma illuminata dalla fede. Vediamo il suo sorriso contagioso, il suo sguardo luminoso, che già allude alla grandezza che avrebbe raggiunto. Man mano che le foto scorrono, scopriamo il cammino di Karol verso il sacerdozio, la sua passione per l'insegnamento e la sua dedizione alla Chiesa. L'immagine dell'elezione di Papa Giovanni Paolo II, il primo papa polacco nella storia, è un momento di puro stupore e gioia. Le foto C mostrano un papa attivo e dinamico che ha viaggiato in tutto il mondo per portare il suo messaggio di pace e speranza. Lo vediamo abbracciare i bambini, dialogare con i giovani, ascoltare gli emarginati. È un padre affettuoso che ha toccato il cuore di milioni di persone con la sua umanità e compassione. Poi, le immagini ci portano agli ultimi giorni di Papa Giovanni Paolo II. Lo vediamo affrontare la malattia con coraggio e dignità, continuando a ispirare e guidare la Chiesa fino all'ultimo respiro. Il suo sorriso rimane un faro di speranza anche nei momenti più difficili. Queste foto iconiche ci ricordano l'eredità straordinaria di Papa Giovanni Paolo II, un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia, un pontefice amato e rispettato in tutto il mondo. Unisciti a noi in questo viaggio attraverso le immagini che raccontano la vita di Papa Giovanni Paolo II. Lasciatevi ispirare dal suo esempio di amore, umanità e fede. Prendetevi un momento per riflettere su come le sue azioni e il suo sorriso luminoso possano continuare a guidarci nel nostro cammino di speranza e pace. La vita di Giovanni Paolo II è stata un viaggio straordinario, un'epopea di passione e dedizione. Dopo aver sentito la chiamata divina, decise di dedicarsi al sacerdozio a 26 anni, recuperando il tempo perduto con la letteratura, la filosofia e il teatro. Bruciò le tappe della sua carriera, diventando vescovo a 38 anni, cardinale a 47 e infine papa a 58, il primo pontefice non italiano dopo secoli. Giovanni Paolo II era un papa atletico, amante degli sport come lo sci, il nuoto e la canoa. La sua comunicazione e il suo carisma erano palpabili, tanto che riusciva a magnetizzare le folle con la sua parola. Non temeva di affrontare le sfide, come quando si confrontò con i contestatori sandinisti a Managua nel 1983 o quando condannò i mafiosi ad Agrigento. La sua straordinarietà continuò anche dopo la sua morte, con un boom di presunti miracoli che portarono alla sua beatificazione. Giovanni Paolo II è stato un papa giramondo, il più viaggiatore di tutti, visitando numerosi paesi e consacrando molti vescovi. È stato un leader morale influente che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del XX secolo. Nonostante le sfide fisiche che ha affrontato, come il tumore e il morbo di Parkinson, è rimasto al centro della scena,
incarnando la testimonianza della croce. La sua vita e il suo pontificato sono stati straordinari, rendendolo uno dei personaggi più visibili e riconosciuti della storia. Giovanni Paolo II è stato un campione del pacifismo, svolgendo un ruolo chiave nello sventare la minaccia del riarmo e di una guerra nucleare nella fase del nuovo ordine mondiale dopo la caduta del muro. Nell'era post-Torri Gemelle, con la minaccia del terrorismo islamico e dello scontro di civiltà, è diventato un faro per i pacifisti di tutto il mondo, promuovendo il dialogo come strumento per risolvere i conflitti. Tuttavia, ci sono state critiche riguardo alla sua posizione conservatrice e al suo atteggiamento immobile su questioni come la contraccezione, la bioetica, il sacerdozio femminile e la famiglia. Alcuni ritengono che abbia tradito le promesse del Concilio Vaticano II e che abbia lasciato una Chiesa ancora più burocratica ed ecclesiastica di quella che ha ereditato. È stato anche criticato per aver delegato troppo le questioni interne alla Chiesa, soprattutto a Ratzinger, consegnando così un'istituzione più conservatrice. Tuttavia, molti sostengono che Giovanni Paolo II abbia aperto nuovi orizzonti alla Chiesa, sia sul piano sociale che geopolitico, promuovendo il dialogo interreligioso e compiendo gesti significativi come la visita alla sinagoga di Roma e l'incontro con giovani musulmani a Casablanca. Nonostante le controversie, il pontificato di Giovanni Paolo II è stato caratterizzato da una combinazione di tradizionalismo e innovazione. Le categorie di destra e sinistra risultano inadeguate per descriverlo, poiché ha cercato di portare avanti il messaggio evangelico in modo attrattivo e ha affrontato le sfide del suo tempo con coraggio e audacia. La sua umanità e la sua compassione hanno toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Era un papa che si inginocchiava per baciare la terra, che abbracciava i malati e gli emarginati, che ascoltava le storie di dolore e sofferenza di chiunque gli si avvicinasse. Era un padre per tutti, un pastore che guidava il suo gregge con amore e dedizione. Le sue parole, cariche di saggezza e speranza, risuonano ancora oggi come un faro nella tempesta. La sua voce vibrante, piena di fede e di amore per l'umanità, ha ispirato milioni di persone a credere in un mondo migliore, a lottare per la giustizia e la pace. Ma è stato soprattutto il suo sorriso, un sorriso che illuminava il volto di un uomo che ha sofferto tanto, che ha conquistato i cuori di tutti. Era un sorriso che trasmetteva gioia, speranza e consolazione, che faceva sentire ogni persona amata e accolta. Papa Giovanni Paolo II, il Papa dei giovani, il Papa dei poveri, il Papa delle famiglie, resterà per sempre nei nostri cuori come un esempio di amore e umanità. La sua vita è stata un dono per l'umanità, un faro di luce nel buio, un abbraccio che ci ha fatto sentire amati e protetti. Che la sua memoria continui a ispirarci, a guidarci lungo il cammino della fede e della speranza. Che il suo esempio ci spinga a combattere per un mondo più giusto, più solidale, più amorevole.
Papa Giovanni Paolo II, un uomo straordinario, un santo tra noi. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.